Un presidio fisso di vigilanza 24 ore al giorno, 94 telecamere, 82 idranti, 400 sprinkles, il sistema automatico di spruzzatori e pioggia. Dopo l'incendio del 1996, il Gran Teatro La Fenice, così come il Malibran, è dotato di un sistema antincendio all'avanguardia e raro per un teatro storico, le cui centrali operative si trovano sotto l'edificio. Questo è il cosiddetto locale pompe del Teatro La Fenice. Questo è il cuore dell'antincendio del teatro. Che cosa si trova qui? Qua abbiamo le pompe che danno pressione agli impianti di spegnimento ad acqua sprinkler, praticamente l'impianto umido, e alla rete di idranti del teatro. Per questa rete qua abbiamo 250 metri cubi dietro quella parete, una vasca di 250 metri cubi che è la riserva idrica per la rete di idranti e anche degli sprinkler. E nell'eventualità questa non bastasse, abbiamo la possibilità di intercettare la rete antincendio del Comune di Venezia, residente sull'isola, attraverso una valvola bypass che è ubicata in Campo San Fantin, e nel caso in cui anche la rete antincendio del Comune di Venezia fosse insufficiente, c'è un altro sistema di pompe che pescano l'acqua direttamente dai canali. Tutti i sistemi antincendio vengono sottoposti ad un continuo controllo. Qui ci troviamo in un secondo locale sotterraneo, dove si trovano le pompe ad acqua nebulizzata attive in altri due ambienti del teatro. Adesso lei ha la mano su un... È una valvola di prova e qui abbiamo due ugelli dimostrativi per vedere come funziona questo impianto. Perfetto, procediamo allora. Non c'è solo l'acqua per spegnere gli incendi alla Fenice e al Teatro Malibran. C'è un sistema di spegnimento a gas che è l'Argon, che è un gas inertizzante che praticamente saturando l'ambiente di questo gas fuoriesce l'ossigeno e quindi manca una componente per far sviluppare l'incendio.